entrato perché tu possa essere in visione della tua area di competenza. Ok? La tua posizione sarà determinata dalla presenza del tuo basso aperto. Questo qui è ok? Bravissimo. Ok? Quindi l'idea è quella che si possa lavorare in modo analitico per sviluppare le competenze di una prima linea difensiva e una seconda linea difensiva. Quindi voi potete immaginare esercizi nei quali appoggi o avversari ci facciano interagire per un attimo scomparire dal 4 dalla direzione. Un attimo, 1, 2, 3, 4, scomparire esercizi che muovi palla, bravo, esatto, muovi la palla, semplicemente bravo. E cominciate a dare elementi, ora loro sono un po' imbambolati, dare elementi perché dai la palla. La loro posizione sta dando per cui dai la palla. Come vedete, questa è un'area di protezione, no? Impostato, lo capiranno ancora meglio successivamente, però non siamo preoccupati di dover intercettare un passaggio, ma semplicemente di diventare molto aggressivi sulla palla nel momento in cui la palla arriva. Quindi noi passiamo da una partita, da una posizione di open stance a una posizione di aggressività. Bravo, ottimo, bella palla ancora. Francia. Nel momento in cui lui riceve la palla, nel momento in cui la palla va nell'angolo, se deve essere in grado di anticipare, ok? Quindi scegli la strada più breve, ma cerca di arrivare a una posizione di anticipo, 3 quarti chiuso, 3 quarti aperto, mai questa posizione che ti espone al rischio di passaggio. Quella è la palla, questa è la posizione che tu sia, perché capisco le difficoltà, che tu sia in 3 quarti aperto, l'idea è di spingerlo fuori quest'area, ok? Quindi stai arrivando, vai, qui c'è un tempo che si può soltanto. Sicuramente il passaggio meno consigliato è questo perché c'è